Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio comunale Emanuele Grassetti di Siliqua. Torna il campionato di promozione, la 16ª giornata, la penultima di andata. Gialeto e Arborea in campo per l'anticipo. Inizia ora Gialeto Arborea. Arriva il cross per Marco Azzeri che va di testa. Sanna blocca sulla linea. Grande occasione per l'Arborea, ma anche grande parata di Federico Sanna. Largo Erbi, viene dentro il campo, il cross a rientrare, ancora per un colpo di testa di Marco Azzeni. Ancora Sanna, chiama il pallone alle spalle della difesa. Erbi si fa invece da Paolo Azzeni, geniale colpo di tacco per Marco Azzeni. E passa in vantaggio l'Arborea con una grande giocata, un'invenzione di Paolo Azzeni. Stavolta non sbaglia Marco Azzeni. 1-0 per l'Arborea Siliqua. Per Erbi, sovrapposizione forte di Capraro, si torna da Paolo Azzeni in anticipo su Ruggero, calcia Azzeni, blocca in due tempi Sanna. Sia lunghissimo la ricerca dei saltatori, poi cerca Pinna. Gran destro il suo, palla alta sopra la traversa. Attenzione defilata, cerca Piras, limite dell'area, attenzione al rimpallo che può favorire Tassi. Ancora Tassi, la mette dentro per Piras! Piras! Azione rocambolesca, ma la pareggia la Gialeto proprio sul finale di primo tempo. Ci mette lo zampino, ancora Leonardo Piras. Ex Olbia, arrivato lo scorso dicembre dall'Ossese, qui addirittura un tiro in porta da parte di Erbi. Messa laterale lunga di Greenbaum alla ricerca di Marco Azzeni, Fois prolunga la traiettoria, poi calcia verso la porta Gabriele Sperandio, riesce a tenerla bassa, l'aspetta lì però Sanna. Va direttamente in porta e non va troppo lontano dalla traversa Matti Erbi. Recupero probabilmente corposo, infatti sono 6 minuti di recupero concessi. Sono stati tanti infortuni, qui attenzione al contatto e poi calcia alle stelle, occasione clamorosa per l'Arborea. Un regalo sui piedi di Gustavo Johnson, ancora le finte di Johnson, prova ad avanzare palla al piede. Prova ad andare in verticale, attenzione Casul, cross, diventa quasi un tiro. Attenzione al fallo a palla lontana da parte di Johnson che si becca il rosso diretto. Una gomitata su Zaidi. E infatti per l'arbitro non c'è più tempo, Gialeto e Arborea si dividono la posta in palio, finisce 1-1 a Siliqua, un punto a testa per le due squadre.